però la tua presenza valeva in quel momento soprattutto per indicare giustifica, spero, una noiosa premessa storico-culturale, perché mi rivolgo a Titolo come rappresentanza del luogo in cui è successo questa cosa, non so convegno quando pensavamo per separatisti impenitenti, ci mandarono i carabinieri a chiedere i documenti, tu ricordi, a Paolano, con tutti fermati dai carabinieri, identificati come dei delinquenti comuni, quasi che la pretesa di marcata autonomia, federalismo, nazionalità, eccetera, fosse una pretesa criminale. Secondo gli studiosi di questa materia, il principio di nazionalità sarebbe il principio giuridico e politico per il quale deve realizzarsi, e sovente non si realizza, la piena identità tra nazione e Stato, ed i singoli gruppi nazionali hanno o avrebbero il diritto di costituirsi in nazioni indipendenti per tutte le conseguenze che si sanno. Unico territorio, cultura, lingua comune, sovranità. Questi concetti, ecco perché ricordo che ho fatto dell'esperienza di Paolano di quella mattina, non sono certo gli iniziatori della dottrina del principio di nazionalità, sono quei pensatori dell'epoca illuminista, di oltre 200 anni fa, che anticipavano motivi romantici e storicistici, assumendo un atteggiamento critico più o meno marcato nei riguardi del razionalismo settecentesco e perciò anzitutto si può fare riferimento a Giova Cristabino, non credo che fosse un criminale, al quale si ricollegano tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento moderni pensatori, per cui per esempio Cuomo e sia pure in maniera distorta, secondo me, erano legnosi e molti dei cosiddetti filopati piemontesi e poi non siamo quindi dei visionari, né diciamo nulla di nuovo, né possiamo nominarci come uno Spadolini pretese o colto d'Italia predetto. La pretesa di realizzare un'identità tra la nazionalità e lo Stato non è una pretesa rivoluzionaria né recente di forze e schieramenti politici minoritari quali sarebbero noi, esistenti all'interno delle realtà attuali consolidate sul piano politico, ma un'istanza ideale che sorge da molto lontano e ha radici filosofiche, culturali, storiche ben radicate. Non si tratta insomma di una sorta di attentato all'unità che riguarda casi di, come si pretende, di attentati all'unità nazionale, né un progetto eversivo, un ideale che si fonda su un concetto di cosmopolitismo a base nazionale, secondo il quale sono le nazioni concepite come realtà etiche e elementi primi dell'umanità. Questa visione di questi concetti, ovviamente caratterizzati da una cultura romantica, se volete, radicati fortemente con l'inizio della rivoluzione francese, hanno sfoccato il motivo della rivoluzione stessa e dalla politica imperialistica napoleonica. Ma in realtà quegli ideali suscitarono un'anima di tutto, soprattutto in Germania, in Italia, in Russia, in Spagna, tra i quali le stesse armate napoleoniche avevano diffuso l'ideale dell'autodecisione di un sentimento nazionale. Hegel parlava di astuzia della ragione, poi difende l'operato non difende comunque, senza continuare nell'esame storica
che porterebbe via molto tempo e che deve allontanarsi dai temi di cui non ci occupiamo, ho detto che questo ideato subì nella realizzazione pratica delle pericolosissime distorsioni, confondendosi, questo bisogna ricordarsi perché nessuno lo ha detto, confondendosi con altre istanze marcatamente nazionalistiche, di cui l'esempio più negativo dei trattati fu il nazionalsocialismo, e cioè il nazismo, senza dimenticare la scuola francese che è decisamente reazionaria. Il cammino di distanza nazionalitaria è comunque lungo e complesso, ed occorre riconoscere che fu proprio grazie alla scuola italiana, rappresentata dalla scuola italiana, che fu chiaramente evidenziata la dottrina del funzione di nazionalità che di volta in volta si presenta sotto l'aspetto sia filosofico, sia politico, letterario, addirittura come nel caso di nazismo religioso, ma che comunque assume una precisa configurazione giuridica appunto nella società. Per essere dunque la nazione è una società naturale di esseri umani, caratterizzata da abilità di popoli, di costumi e di lingua, esse che presenti comunicazioni e di processo. Oggi noi abbiamo per mondo conferenze di nazionalità stessa e tralasciando le nazionalità che sono state presenti in questo convegno per i movimenti europei, basta pensare alle signore straniere, al Giappone, alle signore olandesi, alla Turchia, con il curdo nella provincia di Ucraina o della stessa Cina dove esistono gli anni che rappresentano il 40% della popolazione cinese. Sono per fare alcuni esempi già da noi. Guardate, lo scopo e il merito di questi convegni, quello che stiamo facendo, è portare un contributo al superamento di questa ingiusta e in definitiva antistorica situazione, specie ora che l'Europa si muove faticosamente per raggiungere un accordo su istituti comuni, bilancio, giustizia, fisco, la stessa stabilità della moneta, e i nazionalisti fanno qualcosa di importante, nel senso che tendono almeno a superare il principio di sovranità degli stati singoli, creando possibilmente una piattaforma giuridica comune agli stessi stati entro la quale si potrebbero armonicamente rivedere il protempo ormai di 2 secoli di cui si parla. Detto quindi che dobbiamo riuscire da istanze nazionali socialiste che si sono mosse dall'idea nazionalitaria, e senza pretendere di voler rivoluzionare i secoli indiani, dovremmo ancora arrivare invece a far riconoscere il valore morale della nazionalità fondata sull'elemento, libertà e spontaneità che esso possiede, e quindi la rilevanza etica del concetto sociale sul quale si intende un modo che la nazione conserva la sua personalità morale, consistendo in un'indicazione giuridica, politica più ampia dell'idea regionalista. E questo mi premeva dire proprio nel ricordo di come fu criminalizzata l'interpretazione dell'esigenza di autogoverno, perché, e noi possiamo confessarci Luca Italo, nel sardismo non sempre ho vissuto 2 anni, nell'interpretazione dell'autonomismo la lettura fu diversa. La lettura fu diversa perché io interpretavo il senso di mancata libertà legislativa e chi invece più moderatamente
inquadrava il concetto negli ambiti di una legge di Stato. Io devo ricordare, mi piace che sia andato via, che moriva dal caldo, devo ricordare che in realtà anche noi abbiamo la responsabilità sul mercato veramente dell'autonomia, perché il Presidente del Consiglio Comunale, Gianluca Valerio, offrì a Emilio Russo di trasporre parità lo statuto siciliano a quello sardo, e fu il partito, il direttore del partito sardo a dire no, vogliamo farci da noi lo statuto, non vogliamo che ci venga concesso all'Unione, probabilmente fu un grande perché pensate soprattutto avere la Sicilia, nonostante le fortune separativi che imperavano per esempio, proprio per paura di fascisti che temevano la reazione di una sinistra che poteva vincere. Come fu anche per noi, molte presenze sardiste nel primo dopoguerra furono determinate da ex fascisti che speravano in un separatismo, e questa fu la linea di Bastiapeisi, di Cortina, e che speravano di non avere conseguenze dalla cosiddetta integrazione. Fu un fatto previsto che non si. Scusandomi se non intervengo sugli aspetti delle altre nazioni senza Stato, c'è una problematica diversa iniziata dalla Corsica. Posso concordare sull'unicità del collegio per le elezioni europee, come le elezioni europee, io non è visto che il Parlamento europeo non è un Parlamento, perché non fa legge, approva solo il bilancio, ai libri. Per quanto invece riguarda la Sardegna, io che mi conosco, sono stato uno dei principali produttori, quindi anche l'estensore della proposta di legge sulla zona franca, devo dire che questa proposta oggi mi convince, non perché sia perché con quello che sta succedendo nel mondo, come viene quello che il mercato, il governo, l'economia, la zona franca non può essere la panacea legittimamente, può dare dei grossi vantaggi. La Sardegna ha condizione che, e questo era io chiedo il bisticcio per esempio, come all'Unibis, è una condizione che si è applicata non solo al settore industriale, ma a consumo, perché allora vedono il costo della vita, oltre a quello che si produce, secondo il caso del lavoratore, intorno al 40%. Ma come ricorderà l'amico Planeta, si faceva la visione televisiva e presenza di offerte dei supermercati, se vedete che il tassino Darci viene offerto a 2.120 euro. Allora, se c'è cosa da tomata, che cosa da fare? Ed era un esempio che cominciava a legitimare. In realtà, io l'ho detto anche, c'era un pacchetto anche Carboni, io mi devo scusare con le traduttrici perché non sto seguendo nessun testo che io ho mangiato e solo adesso mi sono accorto di una bellissima signora che sta al mio fianco e solo adesso dicevo mi sono accorto di una bella signora che sta al mio fianco e che invece non capisce l'italiano. Allora, scusandomi con questo, cercando di parlare piano,
devo dire che a mio avviso bisogna andare oltre. Bisogna andare oltre perché la zona franca è certamente un'espressione di marcato autonomismo, ma il problema è il problema fiscale. Noi avevamo un principio, ricopio la proposta di statuto del 1946, diventando vecchio in famiglia Mariolini, non si potrà da parte dello Stato, e aggiungo io ora, da parte di altre istituzioni come l'Unione Europea, determinare, imporre, esigere e utilizzare nessun tributo fiscale in Sardegna. Solo la Sardegna avrà competenza primaria ed esclusiva su questo, riservando, si diceva dopo la tangente, che è diventata una brutta parola nel senso di una allo Stato, all'Unione Europea, per quanto riguarda le determinazioni che non si possono assumere di quelle del sesso, speriamo che siano sempre minori o di alcuni compiti di pulizia, anche se le nostre proposte siano umane e anche quelle ragazzi non riuscite. In realtà, se funzionato di farci, quindi nessun potere sopra regionale, sopra nazionalità, se noi dobbiamo indicizzare la nazione, può valutare il ruolo fiscale. Perché guardate, non c'è potere se non si manovra il ruolo fiscale. Tutto il potere attuale governo disastro per chi la pensa diversamente e, come vedete, oggi una manovra fiscale. A me interessa essere sincero che il caso ha un certo regime, più interessante a mio avviso è quello della Francia, che è nato in tempi piccoli, dove intervengono delle agevolazioni. Ne mi interessa minimamente che il porto di Alcatraz, Porto Torres, non so gli altri porti possono essere così in zona franca, perché questa è una fregatura. Non ce n'è bisogno oggi, ma subito lo statuto, se si volevano importare dei medici in esenzione locale, si faceva una temporale esportazione, si costituiva un magazzino locale, dopodiché si esportava. E non c'era fisco messo. E il problema è fatto andare sul mercato. E quindi questa è la franca regionale, la franca il fiscalismo fiscale. Altro problema è farlo uscire da questo mercato, perché una volta che arrivano a Genova, secondo loro arriva lì la Guardia di Finanza e arriva, e quindi non abbiamo fatto niente. Pensi era uno Stato confessare determinati accordi di valutazione della politica poi che l'altro è commesso, per cui si indicavano alcuni beni comunque che sarebbero stati. Ma se noi dobbiamo parlare di nazionalità e lo strumento fiscale è prima espressione di libertà nazionale, dobbiamo avere presente che questo che ne dica, ma non che fa un'analisi di compatibilità di bilancio, ma qua abbiamo detto che noi andiamo perdendo i trasferimenti nazionali, andiamo ad assumerci dei grossi, perché i limiti di educazione, regioni, province, comuni, ASA e compagnia. Altro problema con che regole, perché se uno Stato non governa da noi,
subalterni e subordinati. Quello che bisogna evitare è che queste richieste comunque che vanno perché la forma iniziale siano delle richieste forti nel senso che ci sia una larga maggioranza e si crei una classe dirigente vera e negoziale. Questo fatto, come può raccontare il lavoro che è già successo nel lontano, quindi è talmente raro preparata a fare una classe che tutto il mondo politico sa non funziona, parlando gli stessi rapporti, veniva certo dalla discussione, dalla passione della prima guerra mondiale, ma era una classe dirigente stupenda, capace di elaborare progetti per cui noi abbiamo contrasti e questo è un altro grosso problema, perché indubbiamente la vita politica ci ha portato a capi edificio e non certo all'interesse degli altri, si tende l'interesse e difendiamo le idee. Ma devo sollecitare una chiusura perché abbiamo problemi di traduttore. ciò un dato che voglio prendere approfittato Sì, volevo ricordare una cosa che ho fatto che noi non abbiamo poi conservazione del criminale. sì. Oltre che passare non abbiamo pensate che nel periodo più relativamente unitario, quando lo Stato italiano centralista, sto parlando dal 1802 al 1898, lo Stato italiano spese per opere idrauliche 548 milioni e l'Italia somma l'Italia settentrionale era di 266,9 milioni, quella centrale 147,8, quella meridionale 1,6, la Sicilia 1,3, la Sardegna 700.000. Invece nel periodo che va dal 1885 al 1897 siamo sempre il sacro confine della patria, l'Italia sa. Le sottrazioni operate dallo Stato per mancati pagamenti di imposte furono 123 milioni, 148 in Lombardia, 240 nel Veneto, 52.000 in Sardegna. Quindi questi sacri, quelli petulanti, non avevano poi tanti motivi negativi per lamentarsi di un governo che finisco, quindi ho detto che i problemi anche difficili non mancano, ci vorrà pazienza, coscienza della necessaria sopportazione dei sacrifici perché questi problemi siano risolvibili, soprattutto come ho già detto, ripeto, ma a questo punto una classe dirigente non divisa, non settaria e soprattutto unita, almeno in questa richiesta. Questa proposta sicuramente molto sintetica deve essere sviluppata in un corso di lavoro, non vuole costituire l'ennesima supplica di un popolo per dirla come Manzoni in Belgio che non una, ma una necessità assoluta perché questa nostra risata possa risolvere, anzi tenere meglio sorgere con tutta la sua dignità ed avere un ruolo fra le nazioni d'Europa ed è un Grazie, sempre un piacere ascoltarti.